oltre alle possibilità terapeutiche e riabilitative che i nostri ambulatori mettono ordinariamente a disposizione dell'utenza che afferisce al servizio specialistico, il progetto Cambio Gioco ha fattivamente determinato un ampliamento e una diversificazione di questa offerta. In particolare è stato avviato un ambulatorio all'avanguardia nel campo delle neuroscienze che utilizza la tecnica della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva nei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo, con la finalità specifica di andare a ridurre quello che è il desiderio di gioco. Inoltre sono stati organizzati dei trattamenti residenziali brevi della durata di 35 giorni e trattamenti semi-residenziali da lunedì al venerdì, unitamente a dei weekend per singoli e coppie presso strutture residenziali del territorio. Sono stati organizzati degli eventi teatrali volti alla sensibilizzazione della popolazione generale sul tema del gioco d'azzardo, insieme a delle progettualità portate avanti all'interno degli istituti scolastici del territorio. È stata prodotta in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova una guida per stakeholders con quella che è la finalità specifica di individuare quelle azioni efficaci nel contrasto alla diffusione del disturbo da gioco d'azzardo. Sono stati inoltre avviati dei laboratori di ippoterapia, yoga e camminata meditativa per una riqualificazione ed una ristrutturazione del tempo libero dei pazienti che abbiamo in carico presso i nostri ambulatori. E inoltre è stata implementata la linea verde con un numero verde proprio dedicato al disturbo da gioco d'azzardo. È l'800 629 780, numero attraverso il quale le persone possono già richiedere una prima consulenza gratuita, un intervento di counseling in merito ad un problema di gioco riferito o personale e alla quale rispondono gli operatori stessi dell'ambulatorio.